Esordio vincente per la Reale Mutua Fenera Chieri 76 che con un netto 3-0 al Palafenera piega la Zanetti Bergamo del torinese coach Turino e vola al secondo turno della Supercoppa Italiana 2020 dove affronterà la Unet eWork Busto Arsizio con in palio un posto per la Final Four di Vicenza. Sin dai primi scambi è evidente il predominio territoriale delle padrone di casa che cercano di canalare nella direzione desiderata il match. Le orobiche, orfane di ben 4 giocatrici straniere, provano a tenere testa a Perinelli e compagne, ma i tanti errori, specialmente nel secondo parziale, spianano la strada alle ragazze di coach Giulio Cesare Bregori. Ottima la prova corale delle Collinari, prima e fra tutti una devastante Kertulak che con i suoi 22 punti si guadagna la palma di migliore in campo. Le due squadre iniziano un po' contratte, commettendo diversi errori in apertura. Con il passare dei punti però, le bianco-blu salgono molto nei fondamentali e iniziano a creare un buon margine di distacco con le lombarde che dal 16-11 non riescono più a recuperare i punti di svantaggio e si devono arrendere sul 25-17. Di Perinelli il money out che consegna il primo gioco. Il rientro sul Taraflex è senza storia. Chieri è una sentenza in attacco e nello specifico Lac continua a fare la differenza. Bergamo dal canto suo prova ad arginare la potenza offensiva delle Collinari ma senza grande successo. Coach Turino allora prova a utilizzare l'unico cambio a disposizione inserendo Mio Bertolo, ma senza ottenere l'effetto desiderato. Si chiude con un netto 25-14 il secondo gioco con un errore in battuta di Marcon. Il terzo set è il più combattuto del match. Alla fine però a fare la differenza sono stati ancora una volta gli errori di Bergamo nei momenti cruciali. Chieri chiude sul 25-19 con un poderoso muro a 2 di Guarena e di una sontuosa Lac.